I vigneti della DOC Prosecco sono, a seconda dell'areale in cui ci troviamo, nella fase fenologica di fine allegagione o di ingrossamento degli acini, da grano pepe o più, quindi una fase di intensa divisione cellulare. L'allegagione è stata generalmente buona, in linea con quanto riportato dai rilievi effettuati dai tecnici che operano sul territorio e con quanto riportato nei bollettini ufficiali. Questo chiaramente ad esclusione delle aree che sono state soggette a forti eventi atmosferici nelle giornate del 24 e del 25 maggio, quindi dei vigneti soggetti a grandinate che hanno causato anche ingenti danni in diverse aree della denominazione Prosecco. Per quanto riguarda lo stato fitosanitario, ad oggi è generalmente buono. Le infezioni di peronospora, principalmente le primarie, sono state riscontrate nelle ultime 2-3 settimane, non prima. Rare sono ad oggi le infezioni di oidio rilevate. Per quanto riguarda quindi lo stato fitosanitario, il problema maggiore e purtroppo crescente, rilevato in tutti gli areali della denominazione, è quello della flavescenza dorata. E per questo quindi si raccomanda un continuo monitoraggio del proprio vigneto per poter individuare tempestivamente le piante sintomatiche e tempestivamente andare quindi a rimuovere la fonte di inoculo, rimuovere le piante sintomatiche dal proprio vigneto. Per quanto riguarda la gestione della chioma e le operazioni che vengono svolte questi giorni in vigneto, sempre a seconda dell'areale in cui ci troviamo e quindi a seconda dello sviluppo della chioma e della fase fenologica in cui ci troviamo, il viticoltore sta principalmente effettuando quelle operazioni di riordinamento della chioma, quindi da operazioni di defogliatura nella fascia dei grappoli a operazioni di palizzamento a operazioni di cimatura. Un'ultima osservazione, quella che in alcune aree che sono state soggette a meno precipitazioni si sta già intervenendo con delle irrigazioni di soccorso, quindi dove la disponibilità idrica del suolo ha portato la pianta a mostrare sintomi di carenza idrica, quindi di stress idrico.